Il valore aggiunto che viene generato dall'attività produttiva delle lavoratrici e dai lavoratori è stato sempre più assorbito dai profitti delle imprese ed è andato sempre meno ai salari. In Veneto ancor più marcati che a livello nazionale i profitti dell'industria metalmeccanica di cui però i lavoratori non hanno beneficiato, perdendo anzi molto del loro potere d'acquisto. La ricerca a cura di Matteo Gaddi del centro studi FIOM, basata sui bilanci delle aziende di settore, è stata presentata a Monastier di fronte a una platea di 550 lavoratori e lavoratrici provenienti dall'intera regione. Le imprese metalmeccaniche venete nel 2022 hanno realizzato quasi 4 miliardi di utili netti, con una crescita rispetto al 2019 di oltre l'89%, e anche in questo caso i salari sono cresciuti tra l'11 e il 12%, non di più. E questo in una fase in cui come metalmeccanici stiamo rivendicando il rinnovo del contratto nazionale, stiamo richiedendo un aumento di 280 euro sui 3 anni. È una cifra importante ma doverosa per i lavoratori che in questi anni hanno subito un aumento del costo della vita davvero sproporzionato. E poi chiediamo anche di cominciare a confrontarci per quanto riguarda il tema della riduzione dell'orario di lavoro. Vogliamo gestire le trasformazioni delle imprese, vogliamo che si lavori di meno e si lavori meglio nelle imprese metalmeccaniche, e poi la precarietà. È inconcepibile, inaccettabile che si lavori in un'impresa per 3, 4, 5 anni senza avere un posto di lavoro a tempo indeterminato. La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale riprenderà giovedì 19 a Roma. Le richieste della FIOM sono contenute nella piattaforma unitaria per il rinnovo del testo. L'incontro seguirà i 5 già organizzati prima dell'estate. L'obiettivo è quello di colmare le distanze tra rappresentanze dei lavoratori e associazioni datoriali, tuttora ancora molto significative.